Sono contenta di poter essere qui a parlare con voi a nome della mia numerosa famiglia, con 6 figli e una madre, io. Mi chiamo Cristina, sono ucraina di nascita e bielorussa per residenza e cittadinanza. A causa di ciò che sta accadendo in Bielorussia e Ucraina, ho perso 2 terre d'origine contemporaneamente. C'è una guerra in Ucraina. La Bielorussia è occupata dalla Russia ed è invivibile per la repressione e la violenza provenienti dal regime di Lukashenko. Se non vi dispiace, leggerò il testo che ho preparato dal foglio e poi spiegherò perché. Sono una professionista, imprenditrice sociale e giornalista indipendente e anche una partecipante ai progetti televisivi e online. Insieme a un team di professionisti ho sviluppato e implementato un sistema unico di allenamento inclusivo. Sono stata relatrice alla Settimana Mondiale dell'Imprenditorialità in Bielorussia. Ho ricevuto un premio dall'Ufficio Europeo per lo Sviluppo e la Comunicazione, un premio dall'Ambasciata Americana in Bielorussia, USAID, un viaggio negli Stati Uniti nell'ambito del programma di scambio culturale. Sono diventata finalista in un concorso di progetti sociali e molto altro. Perché sto dicendo tutto questo? Perché proprio questi risultati e il mio ardente desiderio di rendere la vita delle persone in Bielorussia più sana e più felice, nel 2021 furono la ragione della mia accusa di legami con l'Occidente e finanziamenti da parte di organizzazioni filo-occidentali di rivolte nella Repubblica di Bielorussia. Il direttore del mio centro fitness inclusivo è stato arrestato. Non so ancora dove sia, non lo so nemmeno dopo un anno. Quanto a noi, il 1 settembre 2021 vennero a casa mia. Vivo da sola con i miei figli. Uno di questi ha disabilità, ha una paralisi cerebrale ed epilessia. Si chiama Matthew. Lui e suo fratello Mark sono gemelli. Quando arrivarono a trattenere Mark per aver partecipato a marce pacifiche, lui non era a casa e afferrarono per errore Matthew. Cominciarono a picchiarlo. Lo hanno trascinato nell'ascensore. Ho corso e ho gridato: "Questo non è Mark!" Hanno gettato a terra la persona disabile e lo hanno trascinato di nuovo nell'appartamento, alla ricerca di documenti di identità. E ora, il passaporto di Matthew, con tracce del suo sangue, ci ricorda quel giorno. C'erano 3 rappresentanti del regime di Lukashenko. Gridarono, minacciarono di mandare Matthew a vita a marcire nella casa dei disabili, di portare via i miei figli e mandarli in un orfanotrofio. Volevano incriminarmi per degli articoli per i quali sarei stata condannata a 15 anni di carcere. Hanno eliminato tutte le mie attrezzature da lavoro da casa, 2 laptop, hanno preso i telefoni miei e di Matthew. Questo è stato l'ultimo avvertimento e siamo stati costretti a fuggire in Polonia. E prima ancora, nel 2020, io e i miei figli più grandi siamo scesi in piazza a protestare contro la falsificazione delle elezioni presidenziali. Ho lavorato come giornalista indipendente e ho condotto reportage sul posto, intervistando i partecipanti. Ho mostrato ciò che stava accadendo sul mio canale Facebook, Tutby News, attualmente riconosciuta dal sistema Lukashenko come estremista. Ha condiviso dalla mia pagina alcune foto e video. Così sono diventata un'estremista. Ho paura di ricordare ciò che i rappresentanti del regime di Lukashenko hanno fatto a noi e agli altri partecipanti a manifestazioni pacifiche. Era una vera barbarie e genocidio. La gente non si aspettava che uscendo in strada per dichiarare pacificamente i loro diritti e le richieste di democrazia avrebbero iniziato a uccidere, violentare e ferire, compresi i minori. I miei figli hanno avuto il naso e le mani rotte. A me hanno fatto saltare i denti. Diversi poliziotti mi hanno colpito la testa. A me, una donna, una madre di molti bambini. Sono uscita a protestare e mi hanno picchiata. Ho avuto un intervento chirurgico al cervello in cui sono sopravvissuta a malapena. I bambini potevano rimanere senza una madre. 6 mesi di riabilitazione, durante i quali normalmente non riuscivo a vedere né a parlare. E ora ho preparato il mio testo sul foglio perché è una garanzia che non dimenticherò nulla. 6 mesi dopo ho avuto un ictus sull'autobus e dopo immediatamente 2 attacchi di epilessia. Penso che il fatto che io sia rimasta viva e ora vi stia di fronte sia un miracolo di Dio. Non c'è stata riabilitazione e neanche l'opportunità di vivere in pace. Ho pagato multe per la partecipazione alle proteste. Mentre ero sottoposta all'operazione sono stata inserita nella lista dei ricercati.
e dopo l'operazione hanno tenuto una sessione giudiziaria in contumacia e mi hanno nuovamente multata. Molte persone ci hanno aiutato in modo che io e i miei 6 figli potessimo evacuare dalla Bielorussia. In Polonia la nostra famiglia è stata separata, distribuita in diversi campi profughi. Per 8 mesi io e i bambini più piccoli siamo stati in un campo profughi dove, credetemi, le condizioni sono molto difficili. Di conseguenza ho dovuto rivolgermi a un psichiatra infantile per chiedere aiuto. Il figlio più piccolo ha iniziato ad averne bisogno. Nessuno, assolutamente nessuno, merita un tale bullismo per aver detto la verità. Nessuno merita persecuzioni per aver difeso i suoi diritti. Nessuno ha il diritto di privare un altro della sua casa, dei suoi genitori, della sua patria. Non posso dirvi quanto sia difficile stare da soli con i bambini in un altro paese, senza conoscere la lingua, senza soldi e lavoro. Ciò che sta accadendo nel nostro paese è più dell'ingiustizia. Non conosco una legge che non sia stata violata e finora sta succedendo questo. Le persone vengono prese e imprigionate. La repressione si sta solo intensificando. Tutto ciò che ho fatto per il mio paese e la gente viene distrutto. Abbiamo perso la nostra casa e una vita tranquilla e probabilmente la disperazione avrebbe il sopravvento se non fosse per persone come voi. Penso a voi, amici. La vostra dignità, l'umanità va oltre i limiti delle semplici conversazioni sulla democrazia, i diritti e la libertà delle persone. State facendo. Non solo parlate, ma fate. Cosa fate per noi? Vedete, accettate e vi interessate. Questo non ha prezzo. Il vostro atteggiamento nei nostri confronti ripristina la nostra dignità umana violata, ripristina i nostri diritti umani, di cui hanno cercato di privarci.